Buon pomeriggio! Oggi prepariamo la torta fredda cuor di panna, o anche detta torta cornetto algida, perché un po' ci ricorda questo famosissimo cono gelato. Per la base abbiamo bisogno di 300 g di biscotti secchi, meglio ancora se sono i biscotti tipo digestive, questi qui, no? Li conoscete, immagino, sono friabilissimi, si frullano benissimo e sono i classici biscotti che sono richiesti per fare torte fredde, tipo cheesecake senza cottura. Quindi andiamo a frullare questi biscotti e aggiungiamo il burro fuso che andrà ad amalgamare il tutto e a creare proprio un impasto di base che andiamo a mettere in una teglia, facciamo raffreddare mentre ci dedichiamo alla preparazione della crema che è semplicissima da preparare perché questa è una torta alla panna, quindi l'ingrediente fondamentale sarà sicuramente la panna, come tutti ci aspettiamo. Oltre alla panna cosa troviamo? Troviamo il latte condensato, e questo perché chiaramente capirete che dà cremosità, dolcezza e consistenza alla nostra panna e quindi alla nostra torta. Utilizzeremo dell'estratto di vaniglia per aromatizzare, un pochino ci sta bene. Se non lo preferite potete anche, o non l'avete, potete anche non metterlo, perché soprattutto se utilizzate il latte condensato confezionato, quello già pronto, quello è già un po' aromatico come sapore, quindi va bene anche così. Poi, fatta la crema, la andremo a mettere sulla base e andiamo a mettere la torta in frigorifero fino a domani, perché deve stare per un bel po' di tempo, quindi dovrà stare almeno quelle 5-6 ore. Poi domani la sformiamo, quindi la togliamo dallo stampo e la andiamo a decorare con cioccolato fondente che andiamo a fondere insieme a un pochino di burro. Facciamo fondere il tutto, poi basta un cucchiaino se volete con una saga poche, ma non è indispensabile. La andiamo a creare una sorta di decorazione al cioccolato e ancora andiamo a completare con le nocciole. È preferibile utilizzare le nocciole tostate perché sono più profumate, sono più aromatiche. Considerate che nella maggior parte dei casi, se acquistate quelle già sgusciate, quelle sono già tostate, che poi se volete potete fare anche una seconda tostatura per sprigionare ancora un po' di più il profumo, ma quelle sono già tostate come nocciole. Quelle non tostate sono proprio quelle crude in effetti. Però ci possiamo fare un'altra tostatura a queste nocciole. Inizio a frullare i biscotti li vado a frullare con un mixer. Se non avete il mixer potete anche metterli in un canovaccio chiusi e li frullate colpendoli su con un mattarello, per esempio. Se sono questi biscotti qua, i digestive, questi si sbriciolano proprio, che è una bellezza, sono proprio friabilissimi e quindi vengono a polvere, perché deve venire una polvere, una sorta di polvere. Vengono benissimo anche così, anche in un sacchetto per alimenti, e li colpite così, ma altrimenti io ho il mixer, faccio così, faccio prestissimo. Aggiungiamo il burro fuso e raffreddato e andiamo a fare una mescolatina. Beh, non è che serve proprio raffreddato, anche bollente magari un po' troppo, però anche un po' tiepido è più che sufficiente. Allora vado a foderare solo la base, quindi vi dicevo, io vado a foderare solo la base. Potreste anche spennellarla con un po' di burro, potrebbe andare benissimo lo stesso. Faccio così, ho ritagliato un foglio senza fossilizzarmi troppo sulla precisione in questo caso, tanto poi lo vado a togliere, non mi interessa proprio. Prendo il foglio, lo metto alla base e poi vado con la cerniera a chiuderla sopra, così ho rivestito solo la base. Ora, lateralmente potete non mettere niente, potete mettere la pellicola andatela a mettere prima di chiudere la cerniera, così la mettete praticamente che va in questo verso, cioè utilizzate il foglio di pellicola e ce lo mettete così, un po' come facciamo con la cartaforno. Potreste usare altra cartaforno. La cosa migliore, la soluzione migliore quando fate una torta fredda per rivestire i bordi ed avere quindi una perfetta riuscita, perché avete così qualche cosa che si stacca molto facilmente e viene bene, è questo, che molti lo conoscono, molti non lo conoscono, e quindi ci tengo a parlarne per loro, ed è l'acetato. È il foglio di acetato questo, che io prendo in rotolo piccolo perché normalmente utilizzo per rivestire solo la cerniera praticamente, però si vende anche in spessori più grandi, può essere utile anche per fare torte gelato. Questo si stacca ed è una bellezza poi dopo dall'impasto. È però da utilizzare per le torte fredde, perché non si cuoce, mi raccomando, non è una cosa da forno praticamente. Ecco qua.
Io lo metto dentro, ce lo vado a distribuire tutto intorno alla cerniera e poi taglio, sovrappongo leggermente e nel punto dove si sovrappone leggermente lo vado a tagliare. Trasferisco tutto l'impasto che ho preparato bricioloso all'interno dello stampo, vado a livellare e a schiacciare. In verità dopo mi fa molto comodo per fissare bene un cucchiaio, perché per schiacciare bene, far pressione, è molto comodo farlo con il dorso del cucchiaio. Questo qui, il cucchiaio classico. Il cucchiaio di legno non vi ci trovate in questa operazione a farla, perché non riuscite a metterlo così bene all'interno. Ok. Abbiamo fatto una decina di minuti e si raffredda, quindi il tempo che facciamo la crema, questo si va ad indurire in frigorifero. E adesso vado a montare la panna. Per montare la panna, vabbè lo sapete, panna molto fredda di frigorifero. Sarebbe preferibile, soprattutto quando fa molto caldo, oppure quando montate una panna tipo panna fresca, appunto, che ci impiega un po' in più per montare, alle volte fa un po' i capricci, mettere in frigorifero anche gli attrezzi del montaggio. Allora vado a versare quindi la mia panna che era molto fredda, perché ovviamente questa adesso deve montare e impiegherà un po' di tempo, quindi lo lasciamo fare. La panna l'ho montata, metto un po' di estratto di vaniglia, lo metto in 2 step e continuo. Se non hai l'estratto non ci metti niente, ti saprà ancora di più di panna e un po' meno avrai il sentore di vaniglia, però insomma niente, va bene. Allora mi raccomando, quando lavorate così, mescolando, come quando fate per incorporare, scusatemi, tipo gli albumi, quindi dal basso verso l'alto, o tipo la panna, dal basso verso l'alto, cercando di non smontare il composto. In questo caso cerchiamo di non smontare tutta la panna, altrimenti abbiamo fatto tanto lavoro inutile. Ok, io vado a prendere la base, così possiamo continuare. Ecco qua. Allora vado a versare quindi sulla base e cerco di livellare il più possibile. Quando cercate di livellare, cercate anche di fare un poco di pressione, altrimenti, essendo un impasto molto soffice e spumoso, vi potreste trovare con delle parti di aria praticamente. Questa crema è buonissima e sinceramente è buona anche così. Però se noi abbiamo un po' di pazienza e aspettiamo appunto che si raffreddi in questo modo qui, vabbè, sarà anche migliore. Preparate il giorno prima ed avete la possibilità di raffreddarsi completamente. La teniamo in frigorifero fino a domani. Se la volete più fredda potete tranquillamente metterla anche in freezer, va benissimo lo stesso. In freezer avete l'effetto più strong, quindi per tagliarla bene dovete toglierla dal freezer un pochino prima. Se invece la mettete in frigorifero sarà chiaramente comunque più morbida, non sarà durissima, sarà un po' più morbida. Probabilmente adesso la metto in frigorifero fino a domani e poi domani, dopo averla, la vado a togliere dallo stampo, la vado a decorare con 150 grammi di cioccolato che fondo con altri 30 grammi di burro. Con questo cioccolato ce lo vado a spargere sopra alla torta in questo modo qui. L'effetto finale deve essere questo. Quindi andiamo a sciogliere il cioccolato con il burro, lo prendiamo con un cucchiaino e lo andiamo a spargere sulla torta, dopo averla però già sformata dallo stampo. A questo punto aggiungiamo anche le nocciole tostate, tagliate grossolanamente, e quindi a questo punto la torta torna in frigorifero per far raffreddare il cioccolato e poi può essere servita. Mi raccomando, voglio vedere queste torte, fatemi vedere una valanga di torte cor di panna. Ragazzi, io vi abbraccio, vi auguro un felicissimo weekend. Se avete dubbi, domande o perplessità scriveteli e ci vediamo lunedì, quindi mi raccomando non mancate. Ciao!